Il 2023 è un'annata che si annuncia da record, almeno per la quantità. Mancano pochi giorni all'inizio della raccolta delle uve nelle aziende vitivinicole padovane e venete e secondo le previsioni della CIA sarà un'ottima annata. È una vendemmia che si prospetta positiva rispetto anche all'anno scorso. Le piogge primaverili hanno sicuramente aiutato, la mancanza della siccità rispetto al 2022 ha permesso una maggior vegetazione da parte delle vigne e è chiaro che questo però ha anche comportato maggiori difficoltà nel controllo delle malattie funghigne, soprattutto per quanto riguarda le vigne, per cui oidio e peronospora in primis. L'estate, nonostante le due ondate di calore record a metà luglio e quella in corso, non è stata siccitosa come quella del 2022 e le piogge cadute hanno consentito una buona produzione di uva. Si stima una raccolta superiore del 10-15% rispetto alle quantità. Ci aspettiamo una qualità sicuramente maggiore rispetto al 2022 appunto per le condizioni climatiche che si sono dati quest'anno e l'assenza soprattutto di siccità, come dicevo prima. Per cui un'annata sicuramente positiva, ecco, per i nostri viticoltori. La prossima settimana si inizierà con la raccolta delle uve bianche, poi con quelle scure a buccia spessa, per terminare con il vino friulano nella Bassa Padovana.